Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti della mattina. Omicidio-suicidio ieri pomeriggio nel Trapanese. Marisa Leo, 39 anni, è stata uccisa con 3 colpi di arma da fuoco dall'ex compagno Angelo Reina, 42 anni. Con l'uomo aveva avuto una relazione da cui era nata una bambina. 2 gemellini sono stati abbandonati dalla madre subito dopo il parto all'ospedale Bucchieri La Ferla di Palermo. La donna, una 32enne con problemi di tossicodipendenza, non ha riconosciuto i figli. Entrambi i piccoli sono risultati positivi alla cocaina. Costringeva 2 dipendenti assunti in nero a restituire parte dello stipendio. Per questo un imprenditore di Giardini Naxos è finito ai domiciliari. L'uomo, accusato di estorsione, operava nel settore del commercio di articoli medicali e ortopedici. Ennesimo caso di aggressione in carcere. Questa volta un sovrintendente della penitenziaria è stato ferito da un detenuto che era stato scoperto parlare al cellulare all'interno della cella. 2 scafisti sono stati posti in stato di fermo di indiziato di delitto a Lampedusa, sono ritenuti responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.neusicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.